Bentornati al nuovissimo appuntamento meteo. Ovviamente quello che sta accadendo in questi giorni è dovuto ad una depressione che si trova sulla Francia e sulla Spagna, che porta dei temporali spassi e soprattutto diurni anche sul nostro territorio, sulla nostra penisola. Abbiamo avuto martedì anche dei fenomeni piuttosto violenti. Come vedete però la figura rappresenta come nel corso dei prossimi giorni vivremo una dinamicità insomma molto importante, con un ciclone che avanzerà dal Nord Africa, quindi tipo afro-mediterraneo, che porterà quindi forte maltempo a partire dalla giornata di giovedì. In modo particolare le piogge dal Nord Africa si estenderanno per tutta la giornata di giovedì sul resto del sud Italia, in particolare sul versante ionico, e qui assisteremo a precipitazioni violente, mentre scenderà anche aria fredda di matrice artica per uno sfondamento di una depressione, come vedete, proprio sul nord-est dell'Europa, e di conseguenza questo anticiclone di blocco consente l'arrivo anche di aria più fredda sul versante adriatico. Come vedete anche la grafica per la giornata di martedì dimostra temporali diurni, quindi ancora dei disturbi relegati comunque in prevalenza sulle zone interne, e potranno lambire anche le coste e le pianure, come vedete, proprio su questi settori maggiormente colpiti, ma saranno comunque fenomeni rapidi in attenuazione serale. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, vedrà prevalenza di sole al mattino, ancora comunque la possibilità di qualche fenomeno seppur meno probabile. Questo soprattutto sulla Sardegna, quando in serata aumenteranno le nubi, e la possibilità di qualche piovasco soprattutto su Cagliari. Questa è la maggior probabilità, e ovviamente le condizioni vedono l'avvicinarsi sempre più di questo ciclone, che andrà poi a portare forti piogge temporali diffusi su tutto quanto il sud Italia, in modo particolare, come vedete, su queste aree evidenziate, e soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria. Queste le aree più colpite da intensi fenomeni anche accompagnati da grandine. E attenzione, perché l'allerta sbuca anche comunque per il nord-est. Un flusso un po' più fresco porterà dalla serata anche dei temporali localmente forti da nord-est, che colpiranno dapprima il Friuli Venezia Giulia e poi scenderanno verso le medio-alte pianure venete, colpendo anche probabilmente le coste. Questa è una azione ancora da rivedere comunque, ma che vede una maggior probabilità anche di questi settori, mentre come vedete venerdì aria più fredda, e quindi scorreranno delle correnti più fredde di matrice artica, e porteranno ancora dell'instabilità relegata al sud Italia, in modo particolare sempre sulla Sicilia, e ancora una volta sul versante ionico e sul basso Adriatico, per questa depressione comunque ancora molto profonda, che esercita e invia continuamente aria più fredda da nord-est. La Bora entra quindi al nord, e queste le precipitazioni che avremo generalmente per quanto riguarda la giornata di venerdì, che saranno più azionate nel corso della nottata, ricordo, e comunque andranno attenuandosi dalla serata. Lascerà spazio poi a un weekend un po' più stabile, eccetto per qualche rovescio locale nel pomeriggio di sabato sulle Alpi orientali, questi settori più colpiti, e avremo invece prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con minime pensate anche fino a 11 gradi al mattino. Insomma, un clima per niente estivo e per niente primaverile. Saremo insomma sotto la media stagionale. Continuate comunque a seguirci per non perdere i prossimi contenuti.